benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione Videosan che si occupa dei problemi della salute. Ecco, oggi parleremo di un aspetto legale che è sempre di attualità, la trasfusione di sangue. Perché è attuale? Perché capita spesso che ci sono pazienti che non vogliono avere la trasfusione, ma non solo i testimoni di Geova, anche altri pazienti. Cosa può fare o cosa deve fare il medico? Avvocato Mazzon, a lei. Sì, il medico deve comportarsi così come ormai deve comportarsi sempre quando propone una terapia, cioè deve spiegare esattamente quali sono le conseguenze nel caso la terapia venga effettuata e quali sono invece le conseguenze nel caso la terapia non dovesse essere effettuata. Conseguentemente, e prendiamo proprio l'esempio più particolare e più importante, nel momento in cui una persona desidera rifiutare completamente la trasfusione di sangue e il soggetto è effettivamente in pericolo di vita, il medico deve essere chiaro con il soggetto. Parliamo sempre di un soggetto capace e adulto, ecco, ovviamente. Ma se io sono chiaro e dico al paziente, guardi, se entro un'ora non gli faccio il sangue, lei ha un vaso che sta perdendo dallo stomaco, se il non soggetto rifiuta, se non lo facciamo, lei muore nel giro se il soggetto d'un'ora. rifiuta, il medico deve assolutamente astenersi. Perché anche se sappiamo che certamente muore. Esattamente. Non ci si può rivolgere al magistrato? No, in questo caso no, perché a meno che non si sospetti, attenzione, una incapacità di intendere e volere del soggetto. Il soggetto adulto e capace ha la possibilità di decidere in piena libertà. Non si tratta, ecco, questo è fondamentale, la giurisprudenza lo spiega bene, non si tratta di una sorta di eutanasia, ma semplicemente di accettare il decorso naturale della malattia. Cioè io rifiuto la terapia, naturalmente consapevolmente, e allora il medico deve far sottoscrivere il modulo del consenso informato, che naturalmente non sarà consenso ma sarà dissenso informato. Sostanzialmente il modulo sarà di questo tenore: io sottoscritto dichiaro che mi è stato spiegato che se entro un'ora non verrà effettuata la trasfusione di sangue, purtroppo avverrà il mio decesso, senza il purtroppo, perché non è questo certo. Vale anche, per esempio, uno ha una peritonite. Peritonite, evidentemente più le ore passano peggio è, ma sicuramente se non operiamo una peritonite nel giro di 6-8 ore il paziente muore. Vale la stessa cosa? Cioè, se vale il paziente dice cosa, io non voglio l'intervento, sì, è una persona di 40 anni quindi che poi è in grado, sì, vale la può stessa rifiutarsi. Cosa, se il dissenso è informato sì, ma addirittura le dico di più, se il medico procede comunque anche se la terapia salva la vita del soggetto, il medico poi risponde. Il medico risponde a livello disciplinare perché viola il codice deontologico, risponde a livello penale, anche se sul penale ci sono tante situazioni poi da valutare, la cosa è un po' più complessa, ma risponde soprattutto a livello civile con il risarcimento del danno. Bene, molto chiaro, ringraziamo l'avvocato Mazzon, può darsi che in un futuro ci ritroviamo perché è sempre utile sentire queste cose qua. A voi un saluto alla settimana prossima.